di coesione di tutta la Sardegna, le zone interne sono destinate a perire. Una stagione di autonomia decadente molto descritta e molto preoccupante per Nino Carlus, l'autonomia che aveva i poteri, come li chiama lui, i poteri ibernati, anche quelli previsti dalla Costituzione, ma che non riuscivano a sprigionarsi, ad essere in qualche modo efficaci all'interno della stessa autonomia regionale. Un'autonomia che lui vedeva come la costruzione di un impegno, usa il termine virile, anche qui una terminologia insomma un po' non proprio alla Carlo, doveva essere virile, non un'autonomia che andava solo, si poneva in termini rivendicazionisti nei confronti dello Stato. Poi i due problemi fondamentali che lui tratta, la pastorizia e l'industrializzazione. Carlos era un keynesiano di ferro, cioè lui credeva moltissimo nell'intervento dello Stato, soprattutto nelle zone interne della Sardegna. Però accusava lo Stato, inteso in senso storico, no? Dallo Stato San Paolo a quello fascista, quello liberale, a quello fascista fino allo Stato repubblicano, che si era sempre dimostrato come praticamente nemico del pastore. Quindi il problema della pastorizia, diciamo che lo affronta quasi in termini lirici, riprendendo molto Michelangelo Pira, fra l'altro, e richiama la legislazione fascista e lo Stato, che comunque sempre, compreso lo Stato Sardegna, la regione Sardegna, che aveva e sosteneva i nemici storici dei pastori, li chiama testualmente così, non è la mia opinione, lo leggete nei suoi interventi, perché sostiene da una parte i proprietari terrieri, la grande proprietà terriera, e dall'altro l'industriale caseario, cioè a dire quelli che lui considera i nemici storici dei pastori. E poi l'industrializzazione, bene l'intervento dello Stato, ma già intravedeva una cosa che qua di una lucidità assoluta, stranissima, intravedeva, lui che era appunto keynesiano, che l'intervento dello Stato aveva creato grandi problemi. L'ENI, sulla Legler dice già che c'erano imbrogli, per esempio, lui parla della Legler, poi noi ci siamo, insomma la Legler sappiamo come è andata a finire, individua già in alcune operazioni che si stavano facendo come operazioni assolutamente scorrette proprio dal punto di vista aziendale e industriale, che avrebbero portato alla morte di questo inizio di industrializzazione. E troviamo nel testo tutti gli interlocutori di quel periodo, insomma, con nome e cognome, un po' perché lo interrompevano nel consiglio, nei dibattiti, un po' perché li richiamava, e li ritroviamo tutti, insomma, avendo lasciato proprio i testi come sono, cioè voi leggerete un testo vivo, vi sembrerà di essere dentro il Consiglio regionale ad ascoltare gli interventi di Carlos, e quindi le persone con cui lui aveva a che fare, che sono citate nel testo perché lo interrompevano in qualche modo, oppure soprattutto dalla destra, diciamo, lui veniva interrotto molto, no? Quindi nomi di Soldu, Dettori, Roi, Pianetta, Mette, Murru, Mario Melis, Frau, Zucca, Tuffani, Congiu, Giaru, Del Rio naturalmente, che era il suo punto di riferimento, Rais, cioè a dire tutti quelli che allora erano i protagonisti della politica sarda, compaiono non perché racconti qualcosa o venga raccontato qualcosa di loro nel testo, ma perché quasi in una diciamo, manifestazione teatrale sono personaggi protagonisti che compaiono all'interno degli interventi di Nino Carlos, perché o lo interrompevano oppure li richiamava, oppure qualcuno faceva qualche inserimento durante i suoi interventi. Compare molto il Carlos ironico, la grande ironia di Nino Carlos. Cito due cose: quando dice a quelli della destra voi fate filibustering, voi volete impedire che il Consiglio funzioni, che deliberi, intervenite tutti 3-4 ore, si vede che non c'era una regola imposta poi dal Presidente Silis, dei 20 minuti o della mezz'ora intervenivano per 3-4 ore. Lui dice voi fate filibustering, e non vi sto offendendo, perché il filibustering è una cosa di poco conto, non è la pirateria d'alto bordo. Il filibustering è quello che fa piccoli assalti alle coste, piccole cose, come si può dire, insomma, pastore de gonetta, come diciamo nel centro Sardegna, cioè piccole cose, non fate neanche grandi cose con il filibustering. Oppure quando dice l'autonomia
non risolve i problemi della Sardegna, noi dobbiamo puntare più in alto, dobbiamo forse parlare di indipendenza, diceva Carlos in uno degli interventi, e citava Martin Lutero. Lui diceva, Nino, Martin Lutero ha pensato alla scissione, ha pensato allo scisma quando si trovava nell'anticamera di un cardinale romano e doveva essere ricevuto per discutere di questi problemi che Doniola, no? Che si erano creati fra la Chiesa tedesca e la Chiesa romana. In quel momento, o perché non veniva ricevuto o perché aveva capito che non ci poteva essere nessuna intesa, ha pensato allo scisma luterano. Così noi forse, quando stiamo parlando di autonomia, quindi stiamo chiedendo a Roma, no, che in qualche modo ci riconosca l'autonomia speciale in un momento in cui le altre regioni ci stanno sminuendo questo valore, forse noi dovremmo parlare d'altro, anche se è difficile, perché magari qualche magistrato, dice Nino in un intervento, magari ripescando cianfrusaglie, usa questo termine, cianfrusaglie del codice Rocco, potrebbe anche dirci che siamo rivoluzionari o comunque che siamo separatisti. Quindi anche queste sottigliezze che sono importanti da leggere. Concludo dicendo che c'è in un intervento suo questa frase di Lussu, no? Ci sono alcuni, dice Lussu, per parafrasare appunto una felice immagine di Emilio Lussu, che quando camminano a piedi sembra che vadano a cavallo. Io credo che, insomma, termine che si usa, abusato, cavallo di razza, o comunque Nino, che pur sembrava sempre modesto, sempre alla ricerca, insomma, umilmente di avere interlocutori da tutte le parti, tutti i partiti, qui dimostra davvero di essere un grande, ed emerge dai suoi interventi che dimostra di essere davvero un grande, per questo che ha meritato secondo me l'impegno che l'associazione ci ha messo. Io ho finito e do subito la parola ad Antonello Ado per il primo intervento. Grazie.